Oggi abbiamo ospiti in studio due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione Basso Piave. Abbiamo qui il signor Pomiato Silvio, buonasera, e il signor Baradel Danilo, che è il presidente dell'associazione, un'associazione appunto d'Arma ma anche impegnata nel sociale. Esatto. Ecco, ora io sono il presidente dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione Basso Piave, e siamo un'associazione d'Arma. Il nostro scopo principale è quello di diffondere il paracadutismo e fare corsi di paracadutismo, però operiamo anche nel sociale. All'interno del nostro gruppo si è formato un gruppo di protezione civile che ha aderito al CISOM, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, in cui si occupa di primo soccorso e assistenza sociale. Tutto è iniziato una quindicina d'anni fa che abbiamo conosciuto questi ragazzi e abbiamo capito che noi abbiamo molto da imparare da loro, perché abbiamo capito che questi ragazzi, malgrado la loro situazione, ci possono insegnare sicuramente tante cose, soprattutto la sincerità, perché appunto se loro ti fanno un sorriso te lo fanno sincero, se ti guardano male forse magari tu inconsapevolmente avrai fatto qualcosa che a loro non va. Perciò per noi, quando abbiamo capito queste cose, ci siamo avvicinati appunto a queste case di accoglienza e cerchiamo ogni anno di riuscire a fare una giornata in modo tale che loro si distraggono un po' dalla loro quotidianità. Domenica 12 giugno, appunto la domenica appena passata, si è svolta questa giornata. In cosa avete coinvolto questi ragazzi? Sì, esattamente, il 12 giugno noi abbiamo organizzato appunto questa giornata e solitamente, come tutti gli anni più o meno, si svolge appunto nel ritrovo di questi ragazzi e ultimamente la facciamo nell'aviosuperficie di Campo di Pietra, dove il nostro amico Bruno Belligardo ci ospita da parecchi anni ormai, del quale appunto lo ringraziamo, e appunto anche quest'anno eravamo circa 300 persone. Poi noi cerchiamo di offrire loro dei gadget, di intrattenerli. Quest'anno abbiamo avuto anche i clown, i VIP, che ci hanno dato una grossa mano proprio per portare, per far trascorrere loro questa giornata tranquilla, una giornata spensierata, perché il sorriso che loro ci danno è un sorriso che ci rimane fino al prossimo anno, perché capiamo che quelli là possono essere considerati veramente degli amici, come noi pensiamo di essere amici loro. Ringraziamo quindi i due ospiti presenti, il signor Pomiato e il presidente Baradel, ma soprattutto ringraziamo tutti coloro che partecipano, i soci dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione Basso Piave, che lavorano sodo per dare una giornata di sorrisi e di emozioni a questi ragazzi.